alla squadra ho chiesto di capire la partita, partiamo già verso la fine del quarto quarto, di capire che non poteva essere una partita diversa da questa qui. È una finale, c'è una posta in palio molto alta e ambiziosa, di grande diciamo spessore, e quindi noi ci dobbiamo aspettare che le partite siano agonistiche, che le partite siano anche degli errori, e quindi di conseguenza bisogna non perdere mai il filo, e la squadra questo me l'ha dimostrato. Nel quarto quarto il tema era mostrare che la reazione ce l'avevamo ancora dentro, la squadra l'ha fatto, siamo stati un pochino più certosini nel giocare e sfruttare bene il bonus che avevamo, tutte e due le squadre l'avevano, però il nostro l'abbiamo sfruttato bene. È stata una gara 1 di finale di fisicità, di livello di solidità mentale da parte di tutte e due le squadre, giochiamo in una maniera un po' diversa, e quindi è ovvio che possa esserci una impressione di gioco un po' più ariosa da parte loro e un pochino più diciamo meccanica da parte nostra, ma è dettata dal fatto che noi abbiamo un baricentro spostato verso i lunghi, e quindi però per chi invece dal punto di vista tecnico ne capisce un po' di più, oggi ha visto la capacità di assorbire tanti o forse troppi contatti, ma di rimanere nella partita nonostante tutto. Ancora una, quindi con la testa alla prossima. Abbiamo fatto il primo tempo qualcosa, ma dobbiamo cercare di capire che la prossima partita sarà identica, dobbiamo giocarla ancora meglio e dobbiamo avere le energie per farlo, per cui adesso le recupereremo domani e martedì per prepararla, e poi mercoledì mi auguro di vedere tanti padovani ad Oderzo. Abbiamo fatto una partita stupenda per 37 minuti e siamo mancati sui piccoli dettagli negli ultimi 2 minuti, cosa che abbiamo allenato per tutta la stagione. Dobbiamo essere lucidi per giocare quei minuti là, per giocare gli ultimi 2-3 minuti, sapere sempre cosa fare, non uscire da quelle che sono le nostre regole e cercare di gestire al meglio i possessi. Dopo ovviamente Padova ha dei giocatori che dal punto di vista dell'esperienza gli ultimi 2 minuti sanno sempre cosa fare, e noi adesso dobbiamo essere bravi in gara 2 a cercare di gestire meglio la partita, perché penso che l'equilibrio ci sarà in tutta la serie, e non mancare sui dettagli che sono quelli fondamentali, insomma, che sono quelli che ti fanno vincere le partite. Basta.